Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per analizzare una nuova e interessante partita tratta dal campionato europeo a squadre. Nella sezione femminile la Russia vince, per non dire stravince, il torneo vincendo tutte le gare, tutti gli incontri, e la partita che vi propongo è una partita della prima scacchiera della nazionale russa femminile, quindi Katerina Lano, grande maestro con 2550 punti, contro la sua avversaria, la polacca maestro internazionale Jolanta Zawadzka. La partita inizia così, quindi E4, E5, cavallo F3, cavallo C6. Siamo nel pieno di diciamo una sequenza di mosse abbastanza comune. Qui il bianco può decidere un po' di continuare come vuole, alfiere C4 rientrando nell'apertura italiana, alfiere B5 nella spagnola, D4 nella scozzese. Ok, non mi dilungo oltre perché, essendo una posizione principale, molti di voi sapranno già come proseguire. Alfiere C4, la scelta di Katerina Lano. La partita continua così, cavallo F6, e qualcuno potrebbe dire ok, c'è cavallo G5 vincente. In realtà cavallo G5 è una sottovariante che poi prende il nome magari molto più conosciuta come variante Fegatello, si potrebbe rientrare in un altro sistema, Traxler, e invece no, Katerina Lano decide di giocare D4, che è una linea molto interessante. Poi, come vedremo a fine partita, questa sequenza di mosse cerca di dare una piccola iniziativa al bianco e cerca di rientrare in un mediogioco finale leggermente favorevole. D4 è chiaramente un pedone che potrebbe essere catturato o con il pedone stesso dal nero, con il cavallo, e l'altro dettaglio è che il pedone centrale non è difeso, quindi queste qui sono le prime tre mosse da dover calcolare. Il nero decide di catturare in D4, E5, mossa abbastanza spontanea. Ricordate tutti che quando in queste posizioni il bianco porta il suo pedone in avanti attaccando il cavallo nero, non esiste miglior reazione che reagire con D5, che è la mossa della partita. Per quale motivo? Se questo cavallo dovesse andare indietro e il bianco è soddisfatto della posizione raggiunta, in diversi modi potrebbe anche arroccare e poi con calma giocare cavallo G5, cavallo per F7, potrebbe arroccare, chiaramente cavallo G5 potrebbe essere neutralizzata dal alfiere 7, ma qui vi dico che anche se bianco giocasse C3, sviluppando rapidamente i pezzi, rientrerà in una variante stile gambetto scozzese, dove il bianco avrà una buona iniziativa e un ottimo gioco al centro. Quindi ogni volta che il bianco spinge in E5, la reazione tipica è anche quella corretta, è D5 che attacca l'alfiere. Non mi soffermo molto perché una delle possibilità potrebbe essere la cattura in F6, anche se questa posizione dopo la cattura in C4 si considera nettamente migliore per il nero. Per quale motivo? Diciamo che questi due pedoni fanno paura, sono nella metà scacchiera avversaria abbastanza sostenuti, perché questo alfiere in E6 potrebbe difendere C4, quindi una mossa come donna E2 che sembra guadagnare il pedone, in realtà viene neutralizzata all'istante. Dunque, in partita, dopo D5 è stata giocata alfiere B5, quindi cavallo che salta al centro della scacchiera. E anche qui vi dico che adesso, dopo una sequenza di mosse, c'è un rientro in una variante del gambetto scozzese. Cavallo per D4, catturando il pedone centrale, alfiere nero in C5, facendo un po' di pressione su questo cavallo che in realtà è già difeso perché il cavallo in C6 risulta essere inchiodato, quindi alfiere C5 lo interpretiamo come una mossa tranquilla di sviluppo. Alfiere 3 da parte del bianco e dopo arrocco corto cavallo per C6. Questa direi che è la prima novità giocata da Katerina Lano, che non ha partite su questa posizione stessa, ma in realtà aveva già giocato la posizione precedente con altre continuazioni. Cavallo per C6 è molto, molto interessante, perché adesso, dopo le semplificazioni, perché questo qui bisogna catturarlo, dopo le semplificazioni la posizione che si ottiene sarà la seguente. Ok, alfiere in C5 attacca la torre, bisogna catturare anche questo. Alfiere cattura in C6, la torre si sposta attaccando B2 e quindi dopo donna per D5 si offre il cambio, che è da vedere, perché donna per D5, alfiere per D5, e se torre per B2, in realtà in questa posizione quest'alfiere forse potrebbe fare un po' la differenza, ma come vedete sono stati cambiati tanti pezzi e il pedone in E5 superstite è pur sempre un pedone in più, quindi qui il bianco non ha nulla da perdere, deve cercare di
riorganizzare le proprie truppe, le proprie forze, con un pedone di vantaggio e tanti pezzi cambiati, chiaramente è una posizione facile. Quindi il nero ha giocato Donna E7 a rocco corto e torre per B2, dando il pedone al nero. Facciamo una fotografia della posizione. In questo momento la donna bianca in D5 al centro della scacchiera è veramente forte perché si trova in una casa centrale, ma è anche vero che potrebbe essere facilmente attaccata. La torre in B2 è forte perché si trova sulla seconda traversa, ma è anche un pezzo non difeso, quindi prima o poi chissà, il bianco potrebbe avere idee per attaccarla. Cavallo A3, cavallo C4, forse cavallo D2, cavallo C4, oppure chissà, la semplice donna D4 potrebbe comunque creare noia. L'interpretazione di Caterina Lanu è molto molto bella. In questa posizione il bianco non pensa a giocare mosse difensive perché questo pedone è sotto attacco, quindi una mossa per mantenerlo potrebbe essere torre C1 oppure cavallo A3. Non pensa a giocare mosse difensive, ma vuole giocare mosse offensive cercando di prendere iniziativa, e quindi gioca cavallo C3. Il nero deve essere coerente con quanto fatto prima. Torre per C2 è senz'altro la mossa fatta in partita, e a questo punto donna D4 è altrettanto una mossa interessante e furba. Ricordiamo, o meglio, se qualcuno ancora non lo sapesse, che quando abbiamo un pedone in E5 contro un arrocco corto, questo pedone svolge dei ruoli. Un ruolo importante è chiaramente quello di togliere al cavallo nero, comunque a un pezzo nero, la casa F6, che potrebbe essere una casa importante per difendere. L'altro ruolo è cercare di in futuro progredire insieme al pedone F, quindi E e F vanno in avanti, conquistano spazio e cercano di creare delle minacce all'avversario. Questa premessa per quale motivo? Perché visto che il nero non ha un pezzo in F6, che più delle volte è un cavallo che sostiene la casa D5, il bianco vuole saltare in D5. Quindi l'idea di fare donna D4, di giocare donna D4, è quella di cedere la casa al cavallo che salta in D5. Un cavallo in D5 sarebbe molto forte, perché immaginiamo una mossa qualsiasi, il cavallo salta in D5, la donna deve andare via, e chiaramente ci saranno anche possibili temi di attacco di matto, perché il cavallo in modo molto fantasioso prima o poi potrebbe saltare in F6, dopo una possibile cattura un pedone in F6 è altrettanto fastidioso, così come il pedone in E5. Quindi immaginiamo un pedone in F6, una donna ben coordinata sulle case nere, e queste frecce verdi potrebbero farvi intuire l'idea di matto che vi voglio trasmettere. Chiaramente bisogna costruirla, perché se saltassi subito in F6 lui cattura, è contento, propone il cambio delle donne, la semplificazione darebbe immediatamente ragione al nero. Dopo donna D4 appunto il cavallo vuole saltare in D5, il nero lo impedisce con alfiere 6 e cavallo D5. Comunque arriva la prima semplificazione e alfiere cattura in D5, mossa molto interessante perché abbiamo un altro pezzo che punta l'avversario, e come vi dicevo prima la spinta naturale del pedone F prima o poi potrebbe creare dei problemi, perché il pedone da F4 andrà in F5 e se va in F6 lo stesso giochetto di prima sulle case nere effettivamente si potrebbe creare. Il nero decide quindi di giocare a C6, l'alfiere cattura, e questo sacrificio di pedone ha delle idee. L'idea è cercare di rallentare l'organizzazione dei pezzi bianchi e quindi deviare un alfiere in una casa un po' più fastidiosa per poter migliorare il proprio cavallo, che si sposta qui in E6 attaccando la donna, che è costretta a difendere questo alfiere. Quindi le scelte sono due: donna D5, donna E4, donna E4 la mossa della partita, e adesso donna C5. L'alfiere in C6 è sotto attacco, come migliorarlo non c'è casa migliore che la casa centrale, e quindi a questo punto, dato che il bianco ha un pedone in più, potrebbe nuovamente pianificare un'ulteriore semplificazione. Cavallo G5 giocata dalla giocatrice polacca, donna D3, difende tutto e prima o poi prepara questa spinta. Io gioco H4, il cavallo si sposta, alfiere cattura cavallo, e allora il bianco è soddisfatto perché ha sempre il suo famoso pedone in più.
torre di 8 giocata, si gioca per l'inchiodatura, ma torre di 8, ok, torre di 8 è così forte che è saltata la scacchiera, la posizione. Ok, torre di 8 attacca l'alfiere che viene difeso in questo modo. Il nero minacciava un pezzo, però adesso è il bianco che restituisce l'attacco, perché il bianco sta minacciando alfiere per F7 scacco, e a quel punto la torre di 8 diventa un obiettivo. Chiaramente il tutto quando dopo alfiere per F7 non arriverà cavallo per F7 che difenderà la torre. Alfiere per F7 è una minaccia, per F8 la reazione del nero, e a questo punto Don F5. Don F5 vuole attaccare immediatamente il cavallo. Il nero adesso è veramente in difficoltà, reagisce con G6 e qui arriva donna per G5. Allora, col senno di poi, analizzando questa partita, in realtà c'è un seguito molto più forte per il bianco, che cercare di entrare qui con l'idea di attaccare torre, ma anche di attaccare e minacciare qualche ingresso qui verso l'angolo in H8. Donna per G5, la mossa giocata in partita, torre cattura in D5 e a questo punto torre B1 e l'idea è vincente, torre B8. Donna C7 impedisce tutto, donna F6 ripropone la minaccia, perché occhio, perché da bianco vorrei giocare donna H8, torre B8 e avrò una fortissima iniziativa sull'ottava traversa con quel pedone in E5 famosissimo di cui abbiamo, diciamo, già cantato le sue gesta, che resta qui al centro della scacchiera ed è veramente molto forte. Come si potrebbe proseguire? Forse donna cattura in E5, però tatticamente questa è una mossa che perde. Come in altri video vi propongo un quiz, quindi mettete in pausa dopodiché cercate la soluzione. Non so se qualcuno di voi ha messo in pausa, la soluzione qui è torre B8 scacco, e qualcuno dirà ok, la torre non è difesa, la catturo con la donna, ma in realtà è tardi perché da lontano arriva l'infilata. Quindi la donna in F6 effettivamente è la chiave della posizione della minaccia. Torre C6 giocata in partita e la partita si conclude con la vittoria del bianco Caterina Lano, prima scacchiera della nazionale russa, esattamente con lo stesso tema proposto prima, torre B8 scacco. E in caso di cattura seguirà donna H8 con infilata, tema tattico che guadagnerà la donna. Rivediamo la partita, E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, mossa giocata in partita, dopo cavallo F6 il bianco ha deciso di giocare D4, evitando linee un po' più forzanti tipo cavallo G5, evitando una classica italiana gioco piano con D3, anche a Rocco un'opportunità. Questa è una mossa piena di idee, molto creativa, e la mossa creativa del bianco è stata appunto D4, pedone per D4, E5. Fissiamo questo concetto: se il pedone attacca in E5 in una partita di re, la reazione migliore è sempre quella di fare D5. Poi chissà, magari ci saranno alcune eccezioni, però il più delle volte dovrete sempre reagire con D5. D5 giocata, alfiere B5, cavallo salta al centro, cavallo bianco riprende attaccando C6, la mossa principale comunque sia la più comune, senz'altro alfiere D7, ma qui il nero ha deciso di giocare una linea minore un po' più tagliente, forse per sorprendere la sua avversaria, che in realtà non si fa sorprendere. Alfiere 3 a Rocco corto. Adesso dopo cavallo per C6 si va verso una posizione molto tagliente in cui il bianco cattura al centro, la donna nera si sposta e il bianco resta con un piccolo vantaggio di spazio al centro. Cavallo C3 è una mossa molto bella e vi dico anche un po' controintuitiva, perché qualcuno dovrà difendere questo pedone, ma il bianco decide di non difenderlo per accelerare il suo sviluppo. La donna torna indietro, lascia la casa libera centrale al cavallo bianco che salta alla successiva, quindi avviene il cambio. A questo punto ci sono delle mosse che hanno il proprio perché, il proprio significato, come C6 che sacrifica un pedone per allontanare l'alfiere bianco dal centro della scacchiera e far rientrare il cavallo. La partita continua in questo modo: donna C5 attacca l'alfiere torna al centro, vuole catturare il cavallo che si sposta andando in G5 attaccando la donna torna indietro in D3 e a questo punto dopo torre D8, torre D1 difende tutto e a volte minaccia questo alfiere per F7 che guadagnerebbe all'istante la qualità. Re F8 si sposta e quindi donna F5 è la mossa che risolve la partita. La donna si svincola dalla difesa dell'alfiere centrale,
attacca il cavallo, il bianco è contento, soddisfatto perché ha comunque il suo famoso pedone in più, e qui il nero in difficoltà gioca G6 e dopo donna per G5 si va verso una linea forzata, una linea forzante. Torre B1 molto bella, l'idea è l'ingresso sull'ultima traversa, ingresso che nonostante si giochi donna C6 in realtà non si può impedire. Torre B8, la mossa finale, la giocatrice russa vince, la Russia vince l'oro con sole vittorie nel torneo, nel campionato europeo a squadre. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Il solito invito a seguire i social network di Matto Scacco e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!